per omicidio colposo alla procura di Treviso per la morte di un bimbo di 2 mesi a Conegliano. La famiglia ha presentato un esposto spiegando che il giorno prima il piccolo era stato vaccinato. L'omicidio di Mariarca Menella, freddata dall'ex marito Musile di Piave. Il PM ricorre in Cassazione contro la condanna a 20 anni, puntando sui futili motivi. Non fu mera gelosia, ma vendetta. Colpi di fucile a pallini contro gli studenti che uscivano da una scuola media di Padova. Autori 2 giovani denunciati dai carabinieri. Volevamo giocare, hanno detto. Vincenzo Consoli, ex AD di Veneto Banca, sentito per ora in procura dopo il crack dell'istituto di Montebelluna. Il nuovo fronte è quello della presunta truffa ai danni di Banca Intermobiliare. L'ospedale civile di Venezia torna ad essere di primo livello, trovata la norma giuridica per evitare il declassamento. Tra i punti cardine la presenza turistica e le migliaia di studenti e lavoratori. Ore contate per le baby gang che stanno terrorizzando Venezia. Il sindaco: abbiamo i nomi, pagheranno, ed il prefetto convoca i genitori. Dalla burocrazia alla gestione delle problematiche in caso di morte o malattia del padrone, a Treviso nasce un ufficio comunale dedicato agli animali d'affezione. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano il caso del bimbo di appena 2 mesi morto in culla. Indaga per omicidio colposo la procura di Treviso rispetto al decesso del piccolo avvenuto a Conegliano, e questo perché la famiglia ha presentato un esposto spiegando che il giorno prima il bimbo era stato vaccinato. Sentiamo. Ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio colposo la procura di Treviso sul caso del neonato di 2 mesi di Conegliano morto in culla la notte tra il 5 e il 6 aprile apparentemente per un rigurgito. La famiglia ha presentato un esposto. Il giorno prima il piccolo era stato sottoposto alle vaccinazioni di prassi, esavalente e pneumococco. La notte seguente il dramma. I genitori, distrutti dal dolore, vogliono capire se ci sia stata una correlazione tra la somministrazione del siero vaccinale e il decesso del bambino. L'affidamento dell'incarico per l'autopsia era previsto in mattinata. Il sostituto procuratore Giulio Caprarola ha scelto l'anatomopatologo Antonello Cirnelli per eseguire l'esame che dovrà chiarire le cause della morte improvvisa e dare una risposta ai sospetti dei familiari. I genitori, una coppia di origini ghanesi da anni in Italia, che ha già 2 figli di 13 e 3 anni, hanno raccontato che il bimbo stava bene al ritorno dalla vaccinazione. I medici tendono a escludere una correlazione con il decesso avvenuto da lì a poche ore, ma mamma e papà vogliono andare fino in fondo. Ed ora il caso dell'omicidio di Mariarca Menella, uccisa dall'ex marito il 23 luglio del 2017 a Musile di Piave. Non gelosia cieca e ordinaria, ma punitiva per vendetta. Una diversa interpretazione che può sembrare una sottigliezza, ma che penalmente comporta una differenza enorme: 10 anni di carcere in più. È su queste basi che il PM della Procura di Venezia, Raffaele Incardona, titolare del procedimento per il femminicidio di Maria Archetta Mennella, ha trovato il modo di impugnare la sentenza di primo grado con cui l'omicida, l'ex marito di Torre del Greco Antonio Ascione, è stato condannato dal tribunale a 20 anni di reclusione. Ricorso presentato non in corte d'appello, facoltà che gli è preclusa avendo scelto l'imputato il rito abbreviato, ma direttamente in Cassazione. La sentenza, pronunciata il 4 ottobre scorso, è stata accolta con amarezza e rabbia dai familiari di Mariarca. 20 anni per un crimine così efferato sono parsi infatti del tutto inadeguati non solo ai congiunti della vittima, ma anche all'opinione pubblica, tanto più dopo il deposito delle motivazioni della sentenza. Ora il ricorso del PM che punta su una delle 2 aggravanti, futili motivi appunto, che non sono state invece riconosciute dal giudice. L'altra era quella della premeditazione. La pena era stata quindi ridotta a 30 anni, diventati poi 20 con il rito abbreviato, rito che peraltro oggi con la nuova legge intervenuta però troppo tardi non si può più richiedere per l'omicidio aggravato. La cronaca ora a Padova, colpi di fucile contro i ragazzini che uscivano da una scuola media di Padova, appunto, autori 2 giovani ventenni che sono stati denunciati dai carabinieri e si sarebbero giustificati dicendo: ci annoiavamo, volevamo giocare. Sentiamo.
Ragazzini delle medie finiti bersaglio di pallini di plastica sparati con un fucile a molla. Nessun ferito per fortuna, ma ci sono 2 giovani padovani di 23 e 20 anni denunciati a piede libero dai carabinieri. È successo martedì pomeriggio all'uscita dalla media Todesco di via Leopardi dietro a Santa Giustina. Una bravata, secondo i 2 sparatori, scoperta dal papà di uno degli alunni, colpito da un pallino, che è andato alla stazione dell'Arma di Prato della Valle. Da un controllo in un condominio di fronte alla scuola è saltata fuori la verità. Fucile sequestrato, i 2 denunciati hanno detto che volevano solo giocare e non ferire nessuno. Il genitore del bambino colpito non ha sporto denuncia. E torniamo a parlare dei rimborsi ai risparmiatori truffati dalle banche venete. Il tema continua ad essere caldissimo dopo i continui rinvii. Sentiamo nel prossimo servizio il perché di questi dissidi tra le varie associazioni. Se Di Maio ascolterà le associazioni che hanno votato no, ci andremo sicuramente a schiantare. Questo è il commento a caldo dell'avvocato Matteo Moschini, uno dei volti delle associazioni di risparmiatori delle banche venete presenti lunedì all'incontro con il Premier Conte. Commento molto preoccupato dopo la dichiarazione del vice ministro Luigi Di Maio alla festa della Polizia di Roma. Se non c'è la totale approvazione dell'accordo da parte di tutte le associazioni non se ne fa nulla. Una posizione che secondo Moschini potrebbe raccontare un'altra verità. Il governo sappiamo perfettamente che ha bisogno di soldi, abbiamo visto anche ieri il DEF e quindi la situazione la conosciamo perfettamente. È naturale che ci sia la possibilità che il governo colga l'assist fornito da queste 2 associazioni e di conseguenza non vada a distribuire 1,5 miliardi già stanziato e lo utilizzi per altre necessità. 2 associazioni che hanno votato contro l'accordo, su cui ora pesa una grave responsabilità. Il coordinamento Don Torta e noi che credevamo nella BPV. Ecco, con che motivazione? Con motivazioni assolutamente le più disparate. Noi che credevamo nel PPV ha detto che ha votato contro perché non ha potuto leggere il testo del decreto e l'associazione del coordinamento Don Torta ha votato contro perché ritiene che il 30% sia un'elemosina sostanzialmente. Insomma, tutto non solo di nuovo in alto mare nonostante la lettera di 13 associazioni al Premier Conte, perché il caso banche torna entro 7 giorni al Consiglio dei Ministri e questa volta senza colpi di scena o dichiarazione d'effetto. La dichiarazione di Maio ci ha lasciato veramente stupefatti. Noi avevamo concluso un accordo 15 associazioni su 17 lunedì scorso con il Premier Conte e il Ministro Tria. Adesso Di Maio ha dichiarato che se non c'è l'accordo con tutte le associazioni non si fa nulla, ma questo francamente è un qualcosa di fuori dal mondo, anche perché sappiamo che le associazioni che hanno votato contro vogliono qualcosa di assolutamente irrealizzabile. E continuando sul tema delle banche venete, è da segnalare l'interrogatorio ieri in procura a Treviso dell'ex direttore generale di Veneto Banca Vincenzo Consoli a seguito della chiusura indagini per un altro filone di inchiesta che riguarda l'acquisizione da parte dell'Istituto di Credito di Montebelluna nel 2008 di Banca Intermobiliare, Istituto di Credito e Investimento e Gestioni che Veneto Banca pagò con azioni proprie, titoli però stando ai vertici di BIM mai più ripagati quando nel 2014 la banca di investimenti cercò di uscire dalla galassia di Montebelluna. Per questo Consoli ha chiesto di essere sentito dal PM titolare delle inchieste, dove ha cercato di chiarire la sua posizione. Pare che siano davvero tante le vicende legate a Consoli che presto potrebbero ritornare in tribunale a Treviso per un'altra puntata del caso Veneto Banca. Parliamo ora di sanità. L'ospedale civile di Venezia non sarà declassato. Ci aggiorna su questa questione al telefono in diretta da Venezia Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Venezia. Dopo le proteste e le battaglie cittadine delle scorse settimane, ora arriva una buona notizia. L'ospedale civile, grazie a un disegno di legge della giunta regionale, tornerà a fregiarsi della qualifica di presidio ospedaliero di primo livello, proprio quello che chiedevano i tanti cittadini. Il documento approvato costituisce una modifica del piano sociosanitario 2019-2023 e nello specifico si tratta di un comma dell'articolo 7 che recita: l'ospedale del centro storico di Venezia è classificato come presidio di primo livello, tenuto conto che il bacino d'utenza è comprensivo, oltre che della popolazione del territorio insulare, anche della forte presenza turistica e della mobilità urbana giornaliera. E considerate le peculiari e disagiate condizioni geomorfologiche insulari, in conformità all'articolo 15 dello Statuto del Veneto. Appena è apparso il problema legato alla normativa nazionale sulle caratteristiche che determinano le qualificazioni
direzioni degli ospedali, ha spiegato il governatore Zaia, ho chiesto un lavoro tecnico giuridico urgente ma approfondito per individuare una norma che risolvesse la questione e consentisse di dare al civile il rango che merita. Era un impegno, continua Zaia, che avevamo preso da subito e che siamo riusciti a mantenere in fretta, trovando la chiave giuridica che supportasse il ritorno del nosocomio a presidio ospedaliero di primo livello. Dunque al momento i cittadini potranno stare tranquilli perché anche grazie alle loro proteste evidentemente si è giunti a questa soluzione. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. E restiamo a Venezia con un'ultima ora battuta proprio in questo istante dall'agenzia ANSA che riguarda il Mose, quella di un sequestro da 12,3 milioni di euro eseguito dalla Polizia Economico-Finanziaria di Venezia su ordine del GIP nell'ambito di un'indagine per riciclaggio internazionale ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria riguardante il reinvestimento all'estero delle tangenti incassate dall'ex presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan. Nell'indagine, che coinvolge 6 persone, sono coinvolti 2 commercialisti padovani nel ruolo di prestanome. Naturalmente torneremo su questa notizia stasera nel corso dei nostri telegiornali. E torniamo ora a parlare del caso di tubercolosi a Motta di Livenza. Mentre 2 famiglie si sarebbero rivolte ad un legale per un eventuale esposto, il presidente del Veneto Luca Zaia ha preso carta e penna ed ha risposto alla lettera di una delle mamme dei bambini della scuola dove si è verificata l'infezione. Sentiamo. Tubercolosi a Motta. Il presidente del Veneto non ci sta e risponde alle critiche giunte per lettera da una delle mamme della scuola dove si è sviluppato il focolaio di infezione. Nella mail, giunta venerdì scorso, la signora lamentava il disinteresse della regione sul problema e di seguito una serie di domande urgenti. Zaia, nella risposta, innanzitutto respinge il fatto che non ci sarebbe stato alcun tipo di intervento, ribadendo di averla seguita assieme a tutti i tecnici della regione dell'ULS 2 fin dal primo momento, ma in silenzio. Quotidiano il rapporto con il direttore generale Benazzi, che con tutti i consulenti tecnici è ancora a totale disposizione dei genitori coinvolti per risolvere i dubbi che inevitabilmente insorgono. Sempre dalla regione il coinvolgimento dell'autorità nazionale in materia, come il professor Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha presenziato ad uno dei 3 incontri pubblici di informazione sulla situazione. Un'attenzione che, conclude il presidente del Veneto, continuerà affinché il caso non sarà risolto definitivamente e l'esperienza sarà archiviata ma non dimenticata per evitare che in futuro possa ripresentarsi. Doveva scontare una condanna a 5 anni di reclusione lo spacciatore di origine marocchina bloccato dalla Guardia di Finanza in Campomarzo con 2 etti di droga. Ancora l'arresto di uno spacciatore ancora una volta in Campomarzo, forse un pesce più grosso quello caduto nella rete del dispositivo messo in campo dalla Guardia di Finanza di Vicenza. Deve scontare più di 5 anni di reclusione per reati legati alla vendita di stupefacenti il marocchino di 32 anni, notato mentre era in auto con una donna in viale San Lazzaro, che alla vista delle fiamme gialle ha ben pensato di scendere al volo e scappare, lanciando dietro una siepe il bilancino di precisione che aveva con sé e cercando di distruggere il suo cellulare pullulante di messaggi. L'uomo è stato bloccato dai militari che a casa sua hanno sequestrato 2 etti di marijuana e 2.400 euro in contanti. Lo spacciatore è stato arrestato. Incidente questa mattina intorno alle 7 nel sottopasso ferroviario di San Donà di Piave, feriti e strada bloccata. 2 auto si sono scontrate frontalmente, i conducenti sono rimasti incastrati tra le lamiere. Per liberarli sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. I 2 feriti sono stati trasportati al pronto soccorso di San Donà e pesanti sono stati i disagi anche alla viabilità per la chiusura della strada per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli incidentati. Le baby gang di Venezia e Mestre hanno le ore contate, 27 giovani e giovanissimi sono già stati identificati e le forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire le singole responsabilità dei ragazzi e l'allarme baby gang preoccupa anche la prefettura dove saranno convocati i genitori dei giovani coinvolti.
Il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, intende occuparsi personalmente del caso delle baby gang che in un crescendo di azioni violente e illegali hanno tenuto in scacco e terrorizzato Venezia e Mestre. Le indagini e le individuazioni dei responsabili procedono spedite e i genitori di questi ragazzi saranno convocati in prefettura. Voglio vedere questi genitori se hanno fatto qualcosa, come mai sono ridotti ad avere i figli che vanno in giro per la strada a fare tutto quello che stanno facendo, danni, violenze di tutti i tipi. E poi vorrei capire anche se questi ragazzi vanno a scuola, chi sono gli insegnanti, cioè vorrei fare tutta la filiera, ecco, della educativa. Poi si arriva anche alla sanzione, si arriva anche alla repressione di questi comportamenti, che comunque è un momento che ci vuole, però prima voglio rendermi conto. La lettura del fenomeno delle baby gang non può essere limitata ad una semplice questione di ordine pubblico, così come la sola repressione, per quanto necessaria e sacrosanta, potrebbe rivelarsi non sufficiente a risolvere un problema che è anche sociale e culturale e chiama in causa una molteplicità di soggetti diversi. Abbiamo fatto un comitato in passato, mi pare nel mese di gennaio, quando si sono manifestate le prime aggressioni. Adesso ne faremo un altro allargato a tutte quelle che sono anche le professionalità, le competenze tecniche, diciamo così, quindi psicologi, pedagoghi o altre persone che possono aiutarci a capire che cosa si può fare. Potrebbe sorgere anche un altro comitato, quello delle vittime delle baby gang, le cui violenze hanno creato un comprensibile allarme in laguna come in terraferma, un modo per tenere alta l'attenzione su di un fenomeno grave da non sottovalutare, un'intenzione sulla quale peraltro convergono le opinioni e le azioni sia della politica che delle forze dell'ordine veneziane. Il ponte di Curtarolo ha problemi strutturali e va rifatto. Nel frattempo un sistema laser controllerà il peso dei camion che lo attraversano. La situazione è sotto controllo, ma delicata. Il ponte sul Brenta a Curtarolo, lungo la Valsugana, deve essere ristrutturato completamente. Il progetto è pronto, ma serviranno 2 anni e 4 milioni di euro. Nel frattempo la provincia ha istituito dei limiti di peso nei 2 sensi di marcia, 18 tonnellate verso Padova, 44 in direzione di Cittadella. Nel frattempo a maggio verrà installato un sistema elettronico che attraverso un lettore laser identificherà i mezzi pesanti, riconoscendone in tempo reale misure e pesi. Questa sorta di varco elettronico, preso a noleggio dalla provincia, rimarrà attivo per 1 anno e sarà la polizia provinciale a multare chi non rispetta i limiti. La cronaca dalla provincia di Treviso: incendio nella notte al centro commerciale Plavis a Spresiano intorno alle 2 di notte circa. Ha preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento, forse per un cortocircuito, l'insegna del centro commerciale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso con l'autobotte, l'autoscala ed i carabinieri. Disagi fortunatamente limitati. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione dei notiziari di Antenna 3. Parliamo ora di reddito di cittadinanza, perché il Veneto risulta essere l'ultima regione per quanto riguarda le domande presentate. Il segretario provinciale della CGIL a Talmi dice non è nelle corde dei veneti. Sentiamo. Noi anche come CGIL ci eravamo attrezzati perché pensavamo ad un assalto di persone che chiedessero il reddito di cittadinanza. In realtà i criteri sono molto stringenti e ovviamente in un posto dove magari qualche offerta di lavoro c'è è molto più difficile ottenere il reddito di cittadinanza. Peraltro le persone hanno capito che se fanno dichiarazioni false o ottengono i soldi e non hanno diritti, poi i soldi devono anche restituirli. Io ho paura che la questione del reddito di cittadinanza sia stata, venduta come uno specchietto per le allodole o una manovra pubblicitaria. In realtà c'è un problema di povertà e va affrontato, ma lo strumento per portare le persone a lavorare non è certo il reddito di cittadinanza, e il Veneto, che ha una tradizione di lavoro e di sviluppo, era evidente che non avrebbe aderito in massa a questo progetto. Vedremo come si svilupperà. Molto più attenzione c'è stata sulla quota 100 per le pensioni, su quello senz'altro sì, ma il reddito di cittadinanza non mi sembra proprio nelle corde dei veneti. Tutela e cura degli animali d'affezione. A Treviso in comune è stato aperto un ufficio dedicato a loro.
Una rete per tutelare e curare i cani, i gatti e gli animali d'affezione in genere, una novità che nasce a Treviso, un vero e proprio pool formato da professionisti. C'è da tenere presente che a Treviso su 84.000 persone ci sono 42.000 animali da compagnia registrati. È un ufficio che studierà tutte le migliori regole e le migliori abitudini da utilizzare per i nostri animali, ma non sarà un ufficio aperto al pubblico, per l'istanza del pubblico continuerà a seguire le funzioni attualmente in uso, quindi il veterinario sarà il veterinario, la polizia municipale sarà una polizia municipale o l'ufficio ambiente in caso di situazione ambientale. L'ufficio insomma si occuperà anche della normativa in tema di diritti degli animali, della loro tutela e dei percorsi burocratici da seguire, non solo ma anche ad esempio di iniziative come la realizzazione di area sgambatura cani. Nel pool ci sarà anche un rappresentante dei servizi sociali. La maggior parte degli anziani infatti hanno un animale da compagnia e in caso di ricovero o morte del proprietario questo ufficio si muoverà per trovare delle soluzioni a favore dell'animale. All'interno di questo ufficio il ruolo dei servizi sociali è un po' di prima sentinella nel territorio, andremo a recepire quelle che sono le problematiche che ci vengono segnalate o che verifichiamo direttamente all'interno delle case con l'assistenza domiciliare e poi andremo a riportare a questo ufficio che dovrà elaborare delle risposte innovative. Fra l'altro a Treviso esiste un servizio sanitario animale H24. Diciamo che è vero, non lasciamo indietro nessun animale, cerchiamo di risolvere al meglio tutte le problematiche attraverso un servizio H24. Soddisfatto dell'iniziativa il presidente dell'ENPA che spiega come debba cambiare anche la cultura delle persone che hanno degli animali. Gli estremi ci sono purtroppo in tutti i settori, dal pincerino con il gioiellino al collo all'altro che ha la catena al collo che è abbandonato in mezzo a un campo. Dovremmo fare in modo di eliminare questi due estremi, fare una condizione che sia ottimale per tutti, né troppo né troppo poco. Una storia degna di un'indagine dell'ispettore Clouseau, quella della chiesetta dell'Angelo in centro a Bassano del Grappa. Sentiamo. Nel 1970 il signor Gimo, che abitava di fronte alla chiesetta dell'Angelo, ricordava che nell'edificio da anni non era stato piantato neppure un chiodo. E Italia Nostra lanciò l'allarme nel 1972 e qui viene giù tutto. In mezzo secolo la chiesa, dagli incerti proprietari, venne prima messa in sicurezza e poi con il tempo più volte restaurata. Dal comune, in fondo, adibita a sede di mostre e lo è ancora. Solo che la vicenda della proprietà rimase in realtà insoluta e al centro di un contenzioso le cui radici, a guardare anche solo superficialmente, affondano in storie di cataste austriaci, donazioni, usucapioni, suddivisioni, insomma cose complicatissime che risparmiamo ai telespettatori. Com'è e come non è, questa indagine più complicata di una dell'ispettore Clouseau sulla Pantera Rosa è approdata in una storia giudiziaria infinita, il cui ultimo capitolo ha visto una tenace professoressa universitaria di fronte al comune. La signora aveva evidentemente le sue ragioni, visto che alla fine il comune si è reso conto che così non si sarebbe mai andati da nessuna parte e la signora non avrebbe mai rinunciato nei secoli a fare valere i suoi diritti. Così come deve accadere tra persone ragionevoli, e non sempre accade, ecco l'accordo addirittura d'arrivo. Alla fine va riconosciuto che la professoressa, oltre a una grande caparbietà, ha anche avuto un atto di generosità. Sì, è diventata ormai forse più una questione di principio e legittimamente dalla sua parte si pretendeva che venisse riconosciuta una proprietà. Nella sostanza vanno d'accordo entrambi che la chiesetta è di fatto un bene del comune da sempre, insomma, o comunque da moltissimo tempo, e il comune ci ha anche messo parecchi soldi per il restauro e la manutenzione e quindi la donazione fondamentalmente riconosce questo e assegna al comune il 100% del patrimonio. Insomma, per la lunga storia della chiesetta dell'Angelo è tutto bene quel che finisce bene, perché come vi spiegherà un bravo avvocato, se vi mettete in cause successorie difficilmente qualcuno ha ragione. È più facile che vincano solo gli avvocati, perché ci sono grandi spese legali e alla fine se buttate tutto in una causa successoria è come un parchimetro, ci mettete il soldino, il parcheggio in realtà non lo comprate e poi vi trovate al punto di prima. Volley femminile, Champions League, dopo la vittoria contro Istanbul, Limoco è in finale. Nel prossimo servizio le voci dei tifosi delle Pantere. Volley in semifinale. Grandiose. Io le seguo sul giornale, non vado, però spero
che ce la facciano per Conegliano, anche perché fa un bel effetto sulla Gazzetta vedere scritto Conegliano in grande. Ce l'hanno buone possibilità di farcene? Speriamo di sì, credo proprio di sì. Siamo qua sul bar, abbiamo appena finito di festeggiare la vittoria di ieri e stiamo aspettando per andare a Berlino. Buondì, sono entusiasta del successo che ha avuto l'Immoco, primo perché porta il nome di Conegliano e quindi sono molto fiero, e secondo perché io ho un cliente appassionato che partecipa a tutte le partite e ci ha anche coinvolto come famiglia, tant'è vero che ho le nipotine che inizieranno a fare pallavolo. Il mio pronostico è la vittoria in finale in Champions del Conegliano e anche dello scudetto, trovando ambo le parti in Novara. Ma che festa farete dopo se vince tutto qua? Ma sicuramente Piazza Cima per una settimana, sempre piena, io sono uno degli ultras della curva sotto. Lei ha anche una bicicletta con la scritta di Limone? Assolutamente sì. Contento del risultato? Felicissimo. Vediamo Berlino però. Secondo lei? Un po' dura, però ce la farà, sono gasate. Contento? Sì. Non sono io ma mio marito che è super contento e vorrebbe anche andare a vedere a Berlino. Ed era questo l'ultimo servizio per questa prima edizione dei nostri telegiornali, vi lascio tra pochissimo a ore 13, quest'oggi si parlerà di disinfestazione dalle zanzare per prevenire l'epidemia di West Nile che purtroppo, come ricorderete, l'anno scorso ha provocato anche diversi decessi nella nostra regione. E poi questa sera, dopo i TG torna 20:10, si parlerà di resistenza, seconda guerra mondiale con Paolino Barbiero ed Irene Bolzon dell'Istresco. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore. Buon pomeriggio. Ben ritrovati al meteo. Una nuova perturbazione investe in pieno le nostre regioni, dove il tempo risulterà dunque spiccatamente instabile. Ma vediamo il dettaglio di giovedì. Sul Veneto il cielo sarà molto nuvoloso, con piogge sparse ma piuttosto frequenti, possibili un po' su tutti i settori, localmente anche alternate a qualche pausa più asciutta. Temperature in deciso calo, con minime comprese tra 8 e 10 gradi, massime oscillanti invece tra 13 e 15 gradi. E sarà molto instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo un cielo coperto ovunque e qualche precipitazione a carattere sparso. Sarà via via più asciutto invece a partire dalla serata. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime in brusco calo, oscillanti tra i 14 e i 15 gradi. Situazione simile anche sul Trentino Alto Adige, perché anche sulla nostra regione il cielo risulterà molto nuvoloso o coperto, con rovesci e temporali diffusi, via via più sparsi con il passare delle ore. Temperature minime sui 9 gradi, massime piuttosto fresche, oscillanti tra 14 e 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.